Dalla Libia ci fu un'ondata di partenze impressionante che si trovò ad affrontare lo stesso governo con Premier Berlusconi e Maroni, ministro degli interni. E Maroni, me lo ricordo benissimo, che disse anche al nostro governatore Zaia, ma a tutti i governatori, disse: siccome c'è un'emergenza nazionale e va affrontata, ogni regione, ogni comune si fa carico di una parte, perché se tutti si fanno carico di una quota di quelli che arrivano, allora si riesce in qualche modo a gestire la situazione, altrimenti non ne veniamo Quindi fuori. lei promuove, Tosi, l'accoglienza diffusa? E quindi io, siccome mi rifaccio all'epoca in cui era ministro degli interni Roberto Maroni e io ero sindaco di Verona, e quindi accettammo questa impostazione data dal nostro, perché allora io facevo parte della Lega e Zaia appunto era il governatore del Veneto anche allora, dal nostro ministro degli interni, che ci disse: questo è il modello da applicare ed è l'unico modello applicabile, perché altrimenti rischi di avere i casi di Cona o di altri piccoli comuni che nel momento in cui non c'è una distribuzione diffusa, c'è un comune grande che se ne trova 5 e c'è un comune di 1000 abitanti che se ne trova 200. Distribuzione diffusa, questa era la linea della Lega, questa era la linea di Maroni, Villanova. Ci stiamo parlando di 13 anni fa. Vede, noi prima parlavamo di Trump, no? Che ha interpretato quello che è il sentire comune della popolazione, dell'americano medio. Secondo me noi qua stiamo sottovalutando quella che è la percezione dei nostri concittadini. Perché continuiamo a parlare da anni di accoglienza diffusa, di come sistemare questi immigrati che arrivano, di cosa fare, di sbarchi e compagnia, non ci mettiamo dal punto di vista del cittadino che ormai da tanto tempo, da anni, vede le stazioni che sono diventate dormitori, che vede la sicurezza che sta diminuendo, che vede costantemente queste persone che non trovano una sistemazione e non potranno mai trovare una sistemazione, e aumentano tutti quei reati legati comunque alla sopravvivenza di queste persone. Quindi allora, non è più la linea da seguire? No, lei dice. allora secondo me adesso bisogna cambiare paradigma, perché allora non possiamo più pensare, allora, il governo sta facendo tanto e quest'anno abbiamo visto che sono stati diminuiti pesantemente gli sbarchi, con gli accordi che sono stati fatti con Nord Africa, con l'attività internazionale, ma se non iniziamo a ragionare anche sui rimpatri, oppure con situazioni che vengono copiate anche da altri paesi, perché quello che stiamo cercando di fare il governo con l'Albania, vedete che ad esempio la Germania ha già iniziato lo stesso a farlo, ricordiamoci la Germania socialista che ha sospeso anche Schengen quando ha servito, no? Per non far entrare i migranti. E allora o iniziamo a cambiare paradigma e iniziamo a dire, ad esempio, mettere delle regole chiare, che tutti quelli che delinquono vengono rimandati al loro paese e quindi quelli che rimangono qui e si comportano correttamente trovano anche altri spazi, trovano altre risorse, anche perché ovviamente mandando a casa quelli che delinquono. Dobbiamo iniziare a ragionare per tutelare la sicurezza dei nostri concittadini, perché inizia ad essere lei è un lontano problema. dalla visione di Tosi. Sono lontano da questa visione perché secondo me è una visione che non è più concentrata su quello che è la situazione attuale.